passò e vide degli alti papaveri al sole brillar e lì si ingannò. La papera al papero chiese papà, papari papaveri come si fa? Non puoi tu papari papaveri, disse papà. E aggiunse poi beccando l'insalata: che cosa ci vuoi far, così è la vita. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Azienda Agricola Lago, una garanzia certificata da una lunga tradizione centenaria, che opera solo in Veneto. Uova freschissime, raccolte nel nostro allevamento interno, selezionate e imballate solo dopo aver superato severi controlli con tecniche all'avanguardia, per garantirti un prodotto sempre sano, genuino, a chilometro zero. Grazie alla nostra filiera corta e al personale qualificato, siamo altamente competitivi. L'alta qualità delle nostre uova è inconfondibile, si riconosce subito. Contattaci o facci visita presso il nostro spazio aziendale in via Pani 17 a Laghi di Cittadella. Uova Lago, sono freschezza veneta. Radio Allegria, la web radio della musica da ballo. Ascoltaci collegandoti a radioallegria.it. Radio Allegria, la musica più bella che ci sia. Amici, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Ciaco ed una volta. Buonasera da Gigi Ferrari, il nostro appuntamento della domenica sera che oramai conta davvero sempre più ascolti, conta tantissimi amici che durante il corso della settimana ci telefonano e ci fanno i complimenti, le congratulazioni, che poi sono sempre cose che fanno piacere. Questa sera ci troviamo in provincia di Vicenza, in una splendida vallata della provincia di Vicenza che è Valstagna. Precisamente ci troviamo presso il ristorante Pizzeria Al Mondo, che si trova in via Garibaldi a Valstagna. Sarà una serata dedicata proprio al territorio di Valstagna, parleremo con le istituzioni, parleremo con coloro che prendono parte a queste attività, conosceremo quello che è un discorso particolare legato alla produzione, anche lontana nel tempo, del tabacco. Parleremo anche delle attività attuali che si sa, Valstagna, per chi la conosce, sa benissimo che è costeggiata e attraversata dal fiume Brenta. Ma questo sarà il percorso della trasmissione, quindi colgo l'occasione come sempre, oltre al duo di Bassano che vedrete intervenire nell'intervallo, nello spazio musicale, dicevo, colgo l'occasione per presentare gli ospiti della serata, iniziando dal padrone di casa che farà gli onori e anche i sapori, oltre che gli onori, perché e anche i profumi, devo essere sincero, perché sono in fianco ai piatti che poi vedremo. Quindi presento Andrea Libralato, che è il titolare del ristorante Pizzeria Al Mondo. Buonasera Andrea. Buonasera a lei. Possiamo darci del tu? Sì. Bravo. Ecco. Mentre diamo del lei doveroso alle istituzioni che abbiamo con il sindaco di Valstagna, il signor Carlo Perli. Buonasera. Buonasera a tutti.
Buonasera a lei, buonasera all'assessore al turismo, la signora Giovanna Giacoppo. Buonasera. Buonasera Assessore, dall'altra parte delle telecamere adesso andiamo a presentarli. Abbiamo allora Cristian Bertoncello che fa parte dell'associazione Amici del Nostrano del Brenta. Buonasera a tutti. Buonasera Cristian, parleremo con te appunto di quello che abbiamo dato già come inizio di trasmissione. Salutiamo anche Romeo Lazzarotto che fa parte dell'associazione Zattieri del Brenta. Buonasera Gigi, grazie. Ecco, buonasera carissimo, Zattieri del Brenta, qualcuno dice cosa sei Zattieri, poi ne parleremo perché c'è un palio storico qui a Valstagna e poi salutiamo anche gli altri amici che sono Giuseppe Bizzotto e Francesco Mocellin nell'ordine che fanno parte dell'Ivan Team, gestore anche delle grotte di Oliero. Buonasera a tutti e due. Buonasera, grazie. Buonasera. Bene, allora siamo pronti a iniziare la nostra trasmissione dopo le doverose presentazioni. Abbiamo detto facciamo gli onori di casa, li facciamo con Andrea Libralato che ci parla innanzitutto del locale, questo ristorante pizzeria Al Mondo che si trova in via Garibaldi a Valstagna, ma anche di ciò che propone Andrea. Buonasera, volevo presentare qualche piatto che facciamo qui al Mondo. Ecco, allora intanto abbiamo detto ristorante e pizzeria, quindi le persone che vengono possono scegliere se mangiare la pizza oppure... O mangiare cucina, quello che vuoi. Benissimo, allora, forza. Partiamo da un piatto che si trova in Val Brenta, la trota di Val Brenta. Doverosa. Sì, vediamo. proprio. Poi passiamo Scusa Andrea, ti chiedo, questa vedo che tu parli di trota del Val Brenta, ma ha un colore... poi i sapori ve li raccontiamo a fine serata, come al solito vi facciamo gli auguri di buon appetito. Ha un colore davvero particolare, cos'è? Una trota salmonata? Una trota salmonata, ecco, sì, infatti, una trota salmonata. Mi sentivo. Allora, vediamo di far vedere bene il piatto. Ecco, questa è la trota salmonata proprio pescata nelle acque del fiume Brenta, sì, no? Sì. Quindi esatto. non sono cose di allevamento, benissimo. Poi procediamo con il prossimo piatto, Andrea, quello in fianco a te, vedo della polenta del un piatto purè. invernale, un piatto invernale che è fatto di selvaggina cervo, poi formaggio fuso, polenta e funghi. Un piatto molto buono, gustoso. Tipicamente invernale, sì. comunque è fatto con la selvaggina. Sì. Bene, dall'altra parte, guarda, facciamo piatto. così che ci agevoliamo la presentazione anche dei piatti. Abbiamo qua cosa c'è Andrea? Baccalà alla Vastagnotta. Il baccalà alla Vastagnotta. Ecco, che prerogative ha alla Valstagnotta? C'ha delle olive. Conosco il baccalà alla Vicentina, Sì. tutti lo conoscono. C'ha va. delle olive, delle acciughe, a differenza Facciamo dell'altro vedere il piatto, a lo differenza alziamo dell'altro bene. baccalà. Quindi olive e acciughe. Sì. Che ha sì. un gusto che si Sì, sposa un po' particolare, un sì, po' sì, particolare, sì. quindi è da consigliare. Questa è una cosa che quanto mai incuriosisce. Esatto. Baccalà, ricordate amici, baccalà alla Valstagnotta. Valstagnotta. Poi un altro piatto. Poi un piatto ricco, piatto Quindi del mi ci mondo. fico. Piatto del mondo. Ecco, questo è il tipico piatto che andiamo a inquadrare, piatto Sì, del mondo, piatto nel del senso mondo, che sì. È siamo una al mondo. costatina di manzo senza osso, sempre accompagnata da funghi misti, patate al forno e sempre dalla polenta. Benissimo. Non ci siamo dimenticati delle pizze perché abbiamo detto che il ristorante Pizzeria Al Mondo è anche pizzeria e infatti Andrea adesso farà inquadrare dalle telecamere questa pizza che sembra fatta, onestamente devo essere sincero Andrea, queste cose qua che adesso tu mi spiegherai cosa sono avvolti nel formaggio sembrano dei pezzi di sigaro. Invece? E invece sono dei involtini di bresaola con della rucola e l'insalata condita con un po' di olio e pepe. Ecco, vediamo se riusciamo ad alzarla per agevolare l'inquadratura Eccola delle qua. telecamere. Eccola Questa qua. si chiama pizza Andrea, con gli involtini bresaola con la rucola e l'insalata dentro, poi la colata di provola sopra e sotto su un po' di gorgonzola, un po' di letto di gorgonzola. Quindi anche questo oserei Molto dire buono. una pizza abbastanza invernale Sì, sotto, sì. sotto questo aspetto, però si mangia volentieri anche d'estate. Insomma. Esatto. Poi l'altra metà con pomodori secchi, lardo e sempre la provola. Molto gustosa e molto buona. Sicuramente leggera. Sì, leggerissima. Va bene, va bene. Andrea, io ti ringrazio per questa tua presentazione. Vieni pure qua prima di congedarti, ma poi alla fine ti richiameremo perché
vedremo anche di fare proprio un vero assaggio di questi piatti. Onestamente non si saprebbe da dove cominciare. Cosa consigli tu, Andrea? Dal primo piatto. Cioè, la primo trota andiamo sarebbe un sì, primo in sì, sostanza. sì, buono, buono. Bene, allora io ti lascio andare perché noi siamo qui al Pizzeria e Ristorante Al Mondo a Valstagna, ma è aperto a quest'ora, quindi siamo in presa diretta, come si usa dire, e vediamo di liberare Andrea, anche da cognome, liberato Andrea, e lasciarlo ai suoi impegni. Grazie Ti richiameremo dopo, intanto grazie infinite. Grazie mille. Grazie. Allora, salutiamo il titolare del ristorante Pizzeria Al Mondo, Andrea Libralato, che ci ha presentato questi piatti. Torneremo a parlare dei piatti che verso fine trasmissione che ci ha decantato Andrea, ma a questo punto veniamo a conoscere il vero e proprio territorio con le istituzioni di Vastagna, il sindaco, il signor Carlo Perli, al quale intanto chiediamo, visto che è una giunta abbastanza recente, no? Questa che va incontro, cos'è, la terza estate che fate o la seconda? Sì, la terza. La terza estate? Sì. Bene. Quindi, ecco, ci parli un po' di come si è insediata la giunta, di cosa avete fatto, di quelli che sono anche i programmi, perché il mandato è di 5 anni, giusto, se non erro, quindi bene o male avrete anche dei progetti per questo splendido comune. Beh, diciamo così che mancano pochi mesi, diciamo 5-6 mesi per il giro di boa, e quando si fa il giro di boa in genere si fa un bilancio di quanto fatto. Noi siamo stati orgogliosi di aver ereditato dall'amministrazione precedente un'amministrazione appunto del nostro paese. Sì. Praticamente ci siamo impegnati per cercare di svilupparlo e di valorizzarlo per quelle che sono le peculiarità ambientali e sociali. Ci siamo impegnati dal punto di vista anche di trasmettere un messaggio educativo per quanto riguarda il discorso del senso civico, della tutela dell'ambiente, come ripetevo. Sono cose che non costano soldi, perché siamo partiti senza soldi, in poche parole. I trasferimenti dello Stato sono stati penalizzanti e le difficoltà economiche, non solo per il nostro paese, ma credo per tutti i comuni, soprattutto quelli piccoli, sono enormi, per cui bisogna così avere delle idee che comunque ci permettono di portare avanti dei programmi, e questo abbiamo fatto finora e cercheremo di fare anche negli altri anni che ci mancano per la fine del mandato. Certo, ma noi sappiamo bene che la gente del territorio, la gente di Valstagna in particolar modo è abituata a rimboccarsi le maniche, no? Quindi partecipa, fa parte attiva anche del vostro mandato e nello stesso tempo anche della vostra programmazione. Sì, in effetti siamo fortunati perché Vastagna, ma non solo Vastagna, io direi tutta la valle, perché il progetto è quello appunto di unire tutte le forze della valle in un unico comune. Siamo fortunati, ripeto, perché è ricca di associazioni di volontariato dal punto di vista sportivo, sociale, certo. E queste ci dà, a partire dagli alpini, la protezione civile, sono infinite le associazioni anche dal punto di vista culturale. Quindi da questo punto di vista possiamo ritenerci fortunati, perché altrimenti senza la forza del volontariato non si potrebbe fare nulla. Verissimo, verissimo. Ed è sempre una forza trainante quella del volontariato sotto tutti i punti di vista. Però Valstagna è anche un territorio che per molti versi è frequentato dal turismo. Uno dice, beh, ma cosa c'è di turistico a Valstagna? Ce ne sono tante di cose. Io coglierei così anche la palla al balzo per cedere il microfono all'assessore proprio al turismo del comune di Valstagna, la signora Giovanna Giacoppo, che come avrete notato è anche l'unica presenza femminile questa sera in Ciacco ed una volta. Quindi Giovanna, benvenuta, e effettivamente vogliamo un po' far capire e spiegare agli amici che ci stanno ascoltando e che ci vedono in tutta la regione e oltre quello che sono i programmi e che comunque il territorio di Valstagna offre. Allora uno si potrebbe appunto chiedere perché venire a Valstagna. Ecco. Bella domanda. Tanto si zappa il fresco d'estate. Si prende il fresco d'estate, d'inverno non c'è la nebbia, quindi già sono due cose positive. Ottimali. Esatto. Benissimo. Poi abbiamo qui a Vastagna, per restare nel territorio, abbiamo la Calà del Sasso, che è una scalinata lunga 4.444 scalini,
che è una delle più lunghe, è ancora tenuta abbastanza bene, ci sono dei posti che ha dei problemi, però insomma è tenuta ancora bene, si percorre, si può camminare tranquillamente senza problemi, si può percorrere sia d'inverno che d'estate, in primavera e in autunno non ci sono problemi. Poi abbiamo per esempio qui, se uno vuol visitare, se è un appassionato della storia di una volta, proprio sopra qui in questo palazzo, nello storico Palazzo Perli, c'è il museo etnografico in cui viene raccontata la storia del tabacco e poi avremo tra l'altro Cristian, esatto, la storia che avremo modo con Romeo di approfondire del trasporto della legna dall'altipiano in valle e dalla valle a Venezia, e poi tutte le attività che vengono svolte qui a Vastagna e in valle, dalla canoa al rafting che avremo modo di conoscere, di approfondire con gli amici di Ivan Team, e tutte le attività proposte dalla biblioteca, dall'Unione Montana, dal comune, dall'amministrazione, dalle varie associazioni, come diceva il sindaco, perché abbiamo più di 30 associazioni. Certo. Ultimamente, per esempio, abbiamo tutti i venerdì occupati con qualche serata, con qualche conferenza, dalla Grande Guerra a presentazioni di libri. Abbiamo veramente tante persone che vengono a Vastagna a chiederci di presentare dei libri, di presentare delle conferenze qui, perché vedono comunque che la valle è attiva. Caspita, è davvero molto importante. Io per lavoro, per spettacolo e per tante altre cose so che Valstagna ha un territorio anche, se vogliamo metterlo tra virgolette, misterioso, o quantomeno contornato da leggende, no? E qui arriva proprio il pane per i miei denti. Qualche anno fa con il gruppo Grotte Giara abbiamo proprio girato un cortometraggio sulle anguane del Subbiolo. Quindi se lei vuole interrogarmi sulle anguane, le so dare anche delle risposte. Diciamo che potrebbe essere un bel botta e risposta con domande e nello stesso tempo risposte appunto delle anguane. Però intanto dobbiamo, per chi ci sta, io parlo sempre pensando che magari chi ci ascolta sente per la prima volta anguane, no? Dobbiamo innanzitutto dire o comunque far conoscere cosa sono le anguane, che sarebbero un po' delle streghe, puntini, va davanti lei. Sono delle figure eteree, misteriose, che vivono sempre, sono donne, vivono molto belle sempre, vivono un po' tra la terra e la grotta e il sottoterra. Di grotte. E qui a Vastagna abbiamo l'elefante bianco, appunto il Subbiolo, certo. Le grotte di Oliero, e in comune di Solagni, Fontanazzi, sono 3 grotte in cui i subacquei, veramente gli speleo sub, hanno tanto da fare. Difatti. Tornando comunque c'è anche, alle chiedo anguane, scusa, sì? Assessore, c'è anche un laghetto, se non erro, contornato dal mondo delle anguane. Sì, il laghetto del Subbiolo, il appunto. Il laghetto stesso del Subbiolo. Sì, il laghetto del Subbiolo, e prende il nome, dicono appunto, da questi suoni che emettevano le anguane. Le anguane vivono appunto tra il mondo vivo, dei vivi e il mondo dei morti, e dicono che hanno tramandato appunto dal mondo dei morti, hanno portato molti saperi, tipo quello della coltivazione o dell'allevamento, quindi è un mondo affascinante quello delle anguane. Bene, allora torneremo sicuramente a parlare, perché poi non vorrei che Valstagna fosse passata come la città delle anguane, no? Magari. Però, vabbè, torneremo sicuramente a parlare di questo. Prima di lanciare lo spazio musicale con il duo di Bassano, che vedo già pronto, io volevo rivolgermi al sindaco proprio in tema di queste cose che hanno sempre questo alone, no, di mistero intorno. Ma le anguane, signor sindaco Carlo Perli, lei ci crede? Come tutte le narrazioni bisogna, in un certo senso, è soggettivo il discorso. Secondo me è una cosa che merita di essere conosciuta, valorizzata, ma poi la realtà è un'altra cosa. Sappiamo. Però se non ci sono queste cose qua, se non ci fossero, un po' apatica, no? Invece d'altronde, in maniera... se non erro, sono tutte, tra virgolette, leggende che nascono dagli antichi filodi, una volta, queste cose che sono anche tradizioni che secondo me è giusto anche portare avanti e far conoscere alle generazioni nuove che magari di anguane
non sanno neanche non che... sono partite dal nulla, sono partite da bravo. un certo tipo di vita. Bene. I nostri avi hanno condotto Difatti. in un territorio molto, voglio dire, non certo... Non come l'abbiamo- facile. Assolutamente no. Chiaro. Abbiamo 600 anni di storia minimo, è Chiaro. un territorio dove non c'era nulla. Beh, Siamo partiti, è quindi vero. la gente che si è insediata a un certo punto, non avendo nulla, ha dovuto un po' anche immaginarsi qualcosa di bello, no? E queste insomma, sono le cose, le storie che sono state inventate e che è giusto ricordare e tramandarle anche ai ragazzi, perché insomma si vive anche di sogni e di narrazioni, no? Assolutamente, dunque l'ingegno è stato più che mai coinvolto. Bene, torneremo tra pochissimo nella seconda parte di Ciaco ed una volta, ma è arrivato il momento musicale, il momento canoro. Vedo entrare alla mia destra il mitico duo di Bassano, Lorenzo e Amabile, che mandano baci, fragole e cappellini. Stasera però non canteranno questa, essendo come primo brano, essendo che siamo appunto questa sera in una valle come Val Stagna, no? Lorenzo, e io colgo l'occasione di alzarmi e di presentare quello che è il Canto nella Valle. Sarà la prima canzone di questa sera, giusto? Canto nella Valle, siamo nella Val Sugana qua, penso che direi. sia adattissimo, adattissimo proprio. Anche Canto nella Valle, se non erro, fa parte del vostro CD Sanremo Story. Intanto io mi avvicino a ritirare l'altro microfono per Amabile. Grazie. Sanremo Story che le persone possono sempre richiedere Posso richiedere al postino che passa al quando- cellulare mio, Sì. che è 333 405 4051. Perché questo bel signore che io conosco Una da volta. tanti anni, insomma anche a Mide una volta ero untoso, ma comunque dicevo, questo bel signore, se io non faccio la presentazione del CD, poi finito diciamo a microfoni e telecamere spente faccio, però tu puoi anche ricordare il numero di telefono. E allora giustamente lo facciamo, no, a parte Sì, gli dai, scherzi. se vive anche di queste cose dopo, no? Insomma, tanto fa poco, poco fa niente. Però, Bene, allora li ascoltiamo, Lorenzo Amabile, il duo di Bassano con Canto nella Valle, brano che partecipò al Sanremo Amabile del 1955. E vai! Il bosco è ingiallito da quando sei partita tu, la fonte è gelata ed il ruscello non canta più. Ma questa neve che ha coperto la valle in fiore si scioglierà il calore del mio amore. Quando tu Vedrai spuntare le prime viole su quel sentiero che ti incontra. Ritorna amore e mi ritroverai. Quando tu potrai cantare questa canzone che a primavera io ti cantai, di questo cuore i sospiri avrai, sul calessino ti aspetterò. Nella mia valle ti porterò, ti sposerò quando tu potrai suonare campane a festa e un fiore bianco ti donerò. Sulle mie braccia io ti porterò. Pensando al domani, il grigio inverno passerò, di giorno tra i pini una casetta per noi farò. e m'addormenterò dicendoti ciao amore,
vedrai spuntare le prime viole su quel sentiero che ti incontrà. Ritorna amore e mi ritroverai quando tu potrai cantare questa canzone che a primavera io ti cantai. Di questo cuore i sospiri avrai, sul calessino ti aspetterò, nella mia valle ti porterò, ti sposerò quando tu potrai suonare campane a festa e un fiore bianco ti donerò, sulle mie braccia io ti porterò, tra i primi e le viole a primavera ti sposerò. Radio Allegria, la web radio della musica da ballo. Ascoltaci collegandoti a radioallegria.it. Radio Allegria, la musica più bella che ci sia. Rieccoci allora insieme, cari amici di Ciaco ed una volta, dopo l'intervallo musicale con il duo di Bassano e Canto nella Valle. Ricordiamo che siamo proprio in questo appuntamento televisivo con Gigi Ferrari in una valle davvero storica, oserei dire, Valstagna, in provincia di Vicenza. Siamo ospiti della pizzeria ristorante Al Mondo, che si trova in via Garibaldi. Poi al termine della trasmissione torneremo a parlare con il titolare del locale, il signor Andrea Librarato, ma dopo aver parlato con le istituzioni, il sindaco e l'assessore, adesso oserei cominciare a parlare anche di un piccolo tema che abbiamo toccato in apertura e presentando gli ospiti. Fa parte dell'associazione Amici del Nostrano del Brenta il signor Cristian Bertoncello, che saluto. Ciao Cristian, buonasera. Grazie Gigi. Prima parlavamo di leggende e credo che una delle leggende più affascinanti che questa valle ci ha portato fino ai giorni nostri è proprio quella del Nostrano del Brenta. Ecco, infatti, Cristian, permettimi, io ogni tanto ti interrompo, no? Ma io ti ho presentato come Amici del Nostrano, ma questo Nostrano che cos'è? Beh, il Nostrano del Brenta è una varietà di tabacco, è proprio una specie così registrata, che ha una particolarità tutta sua, perché deriva dagli Havana, dai tabacchi delle Antille, e infatti la leggenda a cui mi riferivo racconta proprio che nei primi anni del Cinquecento un monaco benedettino arrivò fino a Campese, qua vicino, e portò all'interno di un bastone, i bastoni tipici dei monaci pellegrini, portò i semi di tabacco che poi piano piano si sono diffusi anche al di fuori di quello che è il convento ed è diventata, diciamo, la cultura che più ha permeato questa valle, sia nella morfologia ma soprattutto anche nella storia delle popolazioni che in questa valle vivono. Ha portato, infatti a noi piace dire e sottolineare questo, che nel 2012, quando è nata l'associazione culturale Amici del Nostrano del Brenta, è nata appunto per la volontà di avvicinarsi nel recupero di alcune coltivazioni, quindi di avvicinarsi a una coltura,
e abbiamo scoperto una cultura, ed è proprio questo spirito di divulgare quello che piano piano abbiamo scoperto che ci ha portati insomma, ad organizzarci in associazione e di girare un po' il territorio raccontando quello che è un piccolo tesoro che abbiamo qui a Vastagna, in questa splendida valle. Certo, Cristian, io ti faccio una domanda, no? Tu hai parlato proprio della storia, di come il tabacco è arrivato in questa valle, ma perché ha trovato terreno così fertile? Proprio perché il terreno si prestava, perché sappiamo che il tabacco comunque richiede determinate prerogative, no? Sì, allora, innanzitutto premetto che la storia che ho raccontato è appunto una leggenda supportata da alcuni cenni storici, però gli storici stanno ancora dibattendo poi sull'origine, se sia così o meno, però è una leggenda che a noi piace tramandare e che ci affascina da un certo punto di vista. Certo. E il tabacco poi si è sviluppato per due motivi principali. Primo perché questo era un terreno di confine per cui il tabacco diventava una merce di scambio molto preziosa. Assolutamente. E soprattutto poi le caratteristiche organolettiche di quei semi portati dalle antiche Antille molti anni fa si sono adattate in modo particolare, dando, adesso vedo che sono inquadrate. Ecco sì, infatti volevo dire, se ce la fai magari, le telecamere sicuramente ti aiuteranno ad alzare, a far vedere questa che è una foglia di tabacco Una intero, foglia di tabacco, giusto? sì. Questa è la foglia di tabacco. Così... Già essiccata? Questa è già essiccata, questa è già essiccata, e la particolarità appunto di questa specie è che le essiccazioni, a differenza di quello che è la tradizione più diffusa diciamo in Italia, avviene ad aria. Ad aria. Mentre nel resto d'Italia sono tabacchi diversi, non sono sicuramente questo nostro tabacco, e l'essiccazione avviene viene praticamente affumicato. Ecco, quindi con diciamo altre, che la differenza sostanziale che può esserci tra lo speck e il prosciutto. Certo, con altri trattamenti. Ecco, questa è la foglia di tabacco essiccata, come avevi detto tu Cristian, ma in origine la foglia di tabacco com'è? Ha lo stesso colore? Che cosa... No, in origine la foglia di tabacco ha un colore completamente diverso, è praticamente una foglia verde, e l'essiccazione viene fatta su dei tralicci. Molto spesso viene fatta, soprattutto qui nel nostro territorio, nelle vecchie case di tabacco, che sono delle case con delle finestre particolari dove c'è un'aerazione molto particolare, ed è questo che aiuta appunto la qualità di questo nostro prodotto. Certo. Parlavamo prima con il signor sindaco di associazioni, la vostra è un'associazione? Sì, dunque. La nostra è un'associazione culturale a tutti gli effetti, nata appunto avvicinandosi a questo tipo di coltivazione. Noi collaboriamo con la Manifattura Tabacchi, che da 75 anni opera a Campese, sì, e che ci supporta dandoci magari degli aiuti per quel che riguarda la divulgazione, certo, eccetera. E ci troviamo insomma come associazione ad organizzare sia visite all'interno della manifattura, sia visite laddove ci sono le coltivazioni, quindi terrazzamenti, e a collaborazioni di qualunque genere, perché facciamo anche delle collaborazioni con associazioni storiche o con altri tipi di associazioni, appunto certo, perché laddove possiamo far conoscere questo nostro territorio noi ci siamo volentieri, ed è una nostra missione. Ecco, quindi la vostra associazione con tanto di sede è visitabile? Beh, la nostra associazione ha una sede qui a Vastagna. Qui a Vastagna. E abbiamo una pagina Facebook dove tutti ci possono contattare, che è la pagina Amici del Nostrano del Brenta. Bene, mi hai preceduto perché volevo dire, ma fatevi trovare, no? come possiamo. Per chi vuole conoscerci, vedere le nostre iniziative, qualsiasi altra cosa che ci riguardi, ci trovate sulla pagina Facebook Amici del Nostrano del Brenta, e niente, veniteci a vedere, e siamo disponibili a... Già i terrazzamenti imboccando la Valsugana, venendo verso Vastagna, si vedono, no? Si vedono. Adesso non voglio scavalcare le istituzioni che sono qua, però voglio anticipare, quest'anno proprio qui a Vastagna, Vastagna ospiterà quello che è il terzo raduno mondiale dei paesaggi terrazzati. Bello. Quindi, poi magari torneremo su questo argomento, credo sia un appuntamento con il sindaco e l'assessore. Bene. Certamente. Cristian, io ti ringrazio di questa bellissima nota che hai dato parlando proprio dell'associazione Amici del Nostrano.
Come tempistiche penso che dovremmo andare avanti e quindi non mi fanno alcun cenno di tempi, e colgo l'occasione quindi per dare il microfono e presentare Romeo Lazzarotto, che fa parte di un'altra associazione molto famosa e conosciuta qui a Valstagna, l'associazione Zattieri del Brenta. Allora, Romeo, parlando prima a telecamere spente, si andava davvero indietro non di anni ma di secoli, no? Con questa associazione. Raccontaci, intanto chi sono gli zattieri? Zattieri, zattere, qualcosa del genere, giusto? Certo Gigi, grazie intanto dell'ospitalità per l'associazione Zattieri. Grazie a voi. È una cosa, diciamo, di cuore, perché noi siamo molto legati a Brenta, quindi parlare di Brenta per noi è parlare di noi stessi. Le nostre radici sono qua a Vastagna, siamo nati qua e il Brenta fa parte della nostra vita, del nostro DNA. Sì, risaliamo al 1300, quando i primi boscaioli hanno cominciato, diciamo, a tagliare i boschi, i tronchi, per esigenze di riscaldamento. Quindi hanno cominciato a tagliare i tronchi e li buttavano proprio nel Brenta, nel fiume, perché era l'unico accesso ai paesi. Anche forse l'unica via di trasporto, no? Era l'unica via di trasporto, c'era un piccolo sentiero e niente altro. Dopo si sono accorti che il legname era un'economia, quindi Venezia aveva bisogno di legname e sono arrivati i primi ordinativi, ma veramente l'economia era crescente giorno per giorno, cioè sono arrivati ordini di 420 tronchi all'anno, cioè praticamente una quantità immane pensarci oggi, e tutte le valli praticamente erano piene di boscaioli che venivano qua anche dalle città per tagliare questi tronchi e per portare i tronchi non solo a Venezia, dove c'è l'arsenale, ma anche nelle segherie limitrofe. Quindi, cioè, insomma, è un'industria che diventava sempre più fluente e continuava a crescere, giusto? Sì, Gigi. Sì. Dalle nostre ricerche che abbiamo fatto, circa 750 erano i boscaioli qua a Vastagna. Sì. E circa... no, ho sbagliato, 750 erano i boscaioli. I numeri hanno il valore che 750 erano i boscaioli. Certo. E 150 invece erano i zattieri, cioè quelle persone che portavano proprio la zattera, cioè legavano i tronchi, infatti, portavano legavano i tronchi e li portavano fino a Venezia. Quindi i boscaioli portavano giù da Asiago per la Cala del Sasso, come diceva prima Giovanna, questi tronchi. Altri tronchi arrivavano dal Cismon e da Primolano, e quindi tutti i tronchi arrivavano a Vastagna. Vastagna era il porto fluviale del Brenta, era un porto fluviale, impensabile oggi. Ecco, venivano legati questi tronchi e poi anche diciamo in cupole, anche 5-6 cupole, che vuol dire ogni cupola era praticamente una zattera di 14 tronchi, lunghi 4 metri, quindi arrivavano anche a 30 metri di treno di zattere. Allora Romeo, questo percorso che ci stai facendo, chiudendo gli occhi, sembra di tornare indietro davvero con il tempo e con i secoli e vedere Valstagna che faceva parte proprio come vero e proprio porto fluviale. Torneremo con te nell'ultima parte a farti concludere il discorso. Io devo anche rispettare dei tempi televisivi che sono obbligati, perché abbiamo parlato degli zattieri, quello che era il loro compito, ma io vorrei poi andare avanti e chiudere il discorso parlando che gli zattieri esistono tutt'oggi, portandoti a parlare chiaramente di quello che è un'attrattiva, penso, mondiale, perché ho trovato delle recensioni dei siti parlando del Palio delle Zattere di Valstagna anche in siti oltre Italia, e quindi torneremo a parlare di questo. Ma adesso è un'altra volta, intanto grazie Romeo, poi torneremo, è un'altra volta è arrivato il momento per dire come vola la trasmissione. Amabile, vieni qua che vuole basarte, perché sì, perché te pareva, non ti vuoi un baso da parte mia? Ma certo, ecco, in diretta, signori, per voi a Ciacole de una volta. Muorio vergine. Allora, Lorenzo ti fa finta di non guardare? No. Ecco,
Il duo di Bassano nell'intervallo musicale ci presenta quello che è stato un grande successo del 1965, anche qua del Festival di Sanremo, quando una canzone partecipò con un enorme successo e che cantava Amore ritorna, le colline sono in fiore. E siccome noi stiamo andando inesorabilmente verso la primavera, giusto, andiamo verso la primavera, allora Amabile, visto che sei tutta in fiore stasera, dai, facciamo vedere la primavera in anticipo. Amabile, paghi a vedere sta primavera. Sì. Amore ritorna, le colline sono in fiore ed io, amore, sto morendo di dolore. È già passato quasi un anno da quando sei partito, ricordo quello che m'hai detto il giorno che tu m'hai lasciato. Ti amo tanto, vorrei restare, scordarmi di partire, ma non è giusto, non so nessuno. Per te diventerò qualcuno. Amore ritorna, le colline sono in fiore ed io, amore, sto morendo di dolore. Amore ritorna, non importa, non fa niente, se tu non sei diventato più importante, perché sei importante per me. Un giorno è lungo ed un anno è lungo da morire, ripenso a quello che m'hai scritto e ho tanto freddo dentro al cuore. Tutto bene, ti penso sempre e spero di tornare un giorno o l'altro. Questa fortuna dovrò decidere se arrivare. Amore ritorna, le colline sono in fiore Ed io, amore, sto morendo di dolore. Amore ritorna, non importa, non fa niente, se tu non sei diventato più importante, perché sei importante per Radio Allegria, la web radio della musica da ballo. Ascoltaci collegandoti a radioallegria.it. Radio Allegria, la musica più bella che ci sia. Rieccoci ancora per l'ultima parte di Ciacco ed una volta in questo appuntamento che è davvero
volato come tempo, ma abbiamo ancora dei minuti a disposizione. Ricordo che questa sera noi ci troviamo a Valstagno, in provincia di Vicenza, presso il ristorante Pizzeria Al Mondo. Abbiamo parlato all'inizio con il titolare Andrea Ibrarato, che ci presenterà poi i piatti finali. Ma ci eravamo lasciati prima dell'intervallo musicale con il duo di Bassano insieme a Romeo Lazzarotto. Con lui stavamo parlando degli zattieri, ma soprattutto dell'Associazione Internazionale degli Zattieri. No, Romeo, internazionale cosa vuol dire? No, hai detto bene, hai detto bene. Internazionale nel senso che è nato un gruppo di zattieri legati attraverso i fiumi e alle zattere. Cioè abbiamo scoperto che praticamente in tutti i fiumi d'Europa c'era questa tradizione di portare il legname attraverso i fiumi, perché i fiumi erano delle autostrade praticamente di una volta. Quindi abbiamo creato questa associazione internazionale degli zattieri e ogni anno facciamo un raduno internazionale andando proprio giù con le zattere sui vari fiumi d'Europa. Quindi l'anno scorso è stato nel 2015 qua a Vastagna, è stato un bellissimo incontro, molto entusiasmante, e il prossimo anno sarà a Berlino, in Germania. Comunque è molto bello questo legame che c'è con i fiumi, cioè nel senso che sembra che tutti ci diamo una mano attraverso i fiumi, quindi è una bella cosa ed poi è un segno di pace. Certo, poi parliamo di un fiume che sicuramente è molto importante nel nostro territorio, a Valstagno in particolar modo, che è il fiume Brenta, ma è un fiume che comunque ha le sue dimensioni tra virgolette ridotte, confronto ad altri fiumi europei dove andiamo a parlare di Danubio piuttosto che di altri fiumi che sicuramente... Però ecco, questa è l'importanza di capire quanto anche l'Associazione Internazionale degli Zattieri di Valstagna partecipa con questa associazione. Ma a proposito di partecipazione, io so che ogni anno, vero Romeo, perché non è un biennale il vostro, è un appuntamento annuale che si rinnova di estate in estate, c'è il mitico, oserei dire famosissimo, Palio delle Zattere, perché io invito tutte le persone che sono in ascolto e che non avessero mai visto, non avessero mai sentito parlare, non avessero mai partecipato ad una manifestazione così particolarmente colorita e bella, di vedere il Palio delle Zattere. Adesso Romeo ci dirà che cos'è in sostanza il Palio delle Zattere, ovviamente a grandi linee perché non abbiamo il tempo per parlare nei dettagli, ma cosa comporta, che cos'è il Palio delle Zattere? Hai detto bene, è una gara mitica, cioè si passa dalla tradizione storica all'agonismo, cioè nel senso che molti canoisti si preparano durante l'anno per fare questa manifestazione storica, con un legame storico molto forte, e come ti ho detto prima, un po' tutti abbiamo il DNA di zattiere, diciamo qua a Vastagna, e le 9 contrade fanno una gara con partenza a San Gaetano per arrivare a 3 chilometri più a valle sul ponte di Vastagna. Ma questa è una gara molto molto sentita, cioè le contrade neanche si parlano in quei giorni, voglio dire, del Palio, perché c'è un agonismo molto molto forte. Certo, come tutti i pali d'altronde, no? Palio di Siena insegna e via di seguito. E quando arrivano è una vera gioia, cioè è una gioia per tutta la contrada e fanno festa per tutto l'anno. Chiaramente. Romeo, so che c'è un percorso comunque obbligato, no? Nel Palio delle Zattere devono recuperare, mi sembra, alcune cose, portarle poi all'arrivo, chi cade in acqua, cioè com'è a grandi linee il percorso del Palio delle Zattere? Chi vince? Sì, chi arriva primo d'accordo, ma che fa un percorso, mi sembra, senza penalizzazioni, che se non erro esistono. Sì, certo. Allora si parte da un pre-paglio dove c'è un taglio dei tronchi e in base alla velocità del taglio dei tronchi si stabilisce la partenza. La griglia di partenza. La griglia di partenza. Poi si va a fare la gara vera e propria e a metà del percorso c'è una sciarpa da prendere, quindi è obbligatorio prendere la sciarpa e portarla a una damigella che si trova sull'altro lato del fiume, per poi riportare la sciarpa sulla parte destra, quindi ritornare sul lato
destro, fare un po' un zig zag per capirci. Sì, e lì è la difficoltà del percorso. Sì, diciamo che il zattiere è un lavoro molto faticoso, perché anche a detta dei canoisti dicono, sto parlando di campioni mondiali, dicono faccio più fatica a fare il palio delle zattere che fare una gara mondiale di canoa. E difatti poi faticoso. Parleremo con gli amici dell'Ivan Team. Diciamo è anche molto pericoloso, perché sappiamo che quella era un'attività molto pericolosa. Certo, quindi invitiamo gli amici, poi torneremo a parlare con le istituzioni, con l'assessore al turismo in particolar modo, anche di quest'anno e delle date, se già esistono, ma mi sembra di sì, per l'edizione 2016. Dimmi Romeo che mi hai fatto segno. Allora, diciamo che quest'anno è anche il 30°. Quindi il 30° anniversario del Palio delle Zattere, quindi sarà un Palio delle Zattere molto particolare e anche più sentito probabilmente, perché quando c'è qualcosa di particolare le contrade vogliono prenderselo. Quindi sarà molto spettacolare da vedere e invito un po' tutti a venire. Certo, è uno spettacolo unico al mondo. Su questo posso dirlo e certificarlo. Vi aspettiamo anch'io tutti. Perché... La data sarà il 24 di luglio, probabilmente. Assessore, lei può andare via, volevo chiederglielo a lei, ma va bene. Romeo non lo ferma più nessuno, va bene, sto scherzando, grazie Romeo, grazie a te e a tutti gli amici dell'Associazione Internazionale Zattieri del Brenta. Parlando con Romeo ha avuto modo più volte di fare dei paragoni con la zattera e la canoa. Qui a Valstagna c'è, penso, uno dei territori, dei percorsi e nello stesso tempo anche di attività legate a ciò che può dare il fiume Brenta, ed è quello dell'acqua. Quindi colgo l'occasione di salutare e di ringraziare di essere presenti con noi questa sera l'Ivan Team, che sarebbe il gruppo dove viene rappresentato questa sera da Giuseppe Bizzotto e da Francesco Mocellin. Allora ragazzi, dalle zattere passare alla canoa, al rafting, il passo è breve ma non sempre molto semplice. Intanto parliamo la vostra non è un'associazione, no? È proprio un gruppo. Che cos'è? No, la nostra è una società. È una società. È una società che ha molte facce, è una società che ha una storia, perché da oltre un ventennio che siamo in acqua, nel senso che lavoriamo sull'acqua, l'acqua è la nostra casa, e da oltre un decennio gestiamo anche le grotte di Oliero e da tempi un po' più recenti anche i 4 musei che orbitano qua nelle zone di Oliero, di Vastagna. Certo. 2 sono situati nel sito delle grotte, uno sta proprio qui sopra e un altro sta qui a Carpanè. Ecco, noi abbiamo molte facce, uniamo il turismo, uniamo la cultura, lo sport, la storia e lo mischiamo tutto quanto sotto una forma quasi di divertimento e di didattica, perché è questa la nostra funzione, è far capire alle persone, insegnare cosa abbiamo, dimostrarlo e farlo apprezzare soprattutto da queste parti. C'è un grosso bisogno di fare conoscenza da queste parti, è una zona questa che è bellissima, non tutti quanti la conoscono a fondo e proprio il conoscerlo in questi particolari che possono essere le grotte o le cose che possono fare in acqua dà un valore aggiunto ulteriore a questa zona. Quindi... io vi devo fare i complimenti perché spesso e volentieri quando vado a presentare delle serate, delle trasmissioni, sì, ti rispondono alle domande che fai, ma voi date più che una risposta, date nel vero senso della parola una spiegazione globale su quello che è la vostra attività, e questo è sicuramente un punto a vostro favore. Avete parlato anche di un altro eccezionale e stupendo punto di importanza turistica, che sono le grotte di Oliero. Noi sappiamo che anche qua purtroppo il tempo a disposizione è molto poco, ma basterebbe una trasmissione, non basterebbe per parlare delle grotte di Oliero, del microclima che c'è nelle grotte, delle stalattiti, delle stalagmiti. Però parlando invece della vostra società, dell'Ivan Team, e qua cederei
la parola al tuo collega Francesco Mocellin. La gente come si avvicina? Perché sai, l'acqua è sempre l'acqua, bene o male, e poi vista scorrere come scorre sul fiume Brenta in determinati punti può essere anche un po' motivo di paura. Invece voi come organizzate queste vostre uscite? Sì, il Brenta è uno dei fiumi più facili e di più facile approccio per quanto riguarda tutte le tipologie di attività fluviali, dal rafting alla canoa. Noi come Ivan Team appunto ci occupiamo principalmente di rafting e di insegnare e avvicinare la canoa. Intanto facciamo capire la differenza, no, che c'è tra rafting e canoa, cioè la canoa è una cosa singola mi sembra, o forse anche massimo penso biposto, ma il rafting invece cos'è? Il rafting è un'attività di gruppo. Ecco, infatti. Su un gommone si sale in almeno 6-10 persone, certo. Con alcune tipologie di discesa si arriva anche a 20 persone. Che bello. Sono discese che vengono fatte sempre in totale sicurezza perché si è sempre accompagnati da una guida rafting esperta, chiaro. Esperta di salvataggio fluviale, quindi sempre la sicurezza prima di tutto. Mi sembra di sì. Mi sembra di sì perché ho visto anche della gente giovane, dei ragazzi giovani partecipare. Chiederei a Giuseppe Bizzotto invece le persone come, perché sono sempre molto interessate, no? Mi piacerebbe partecipare, ma come si fa? Ecco, come riescono a trovarvi o comunque come possono iscriversi? Che costi ci sono? Magari non nel dettaglio, ma voglio dire, sono cose accessibili oppure no? Trovarci è semplicissimo, abbiamo il nostro sito che è il www.ivanteam.com e là c'è veramente tutto. Ci sono un sacco di cose da fare, ci sono un sacco di possibilità, un sacco di informazioni e tutte quante le istruzioni necessarie per venirci a trovare. Non dimentichiamoci che noi abbiamo anche una possibilità di alloggio, quindi c'è la possibilità di fare anche delle micro vacanze che possono essere anche di corto o medio raggio. Facendo coniugare tutte quante le attività che noi facciamo, perché come ripeto, siamo in acqua ma siamo anche fuori dell'acqua, siamo anche in montagna, siamo ovunque. Poi esisterà chiaramente anche per motivi climatici e di stagione anche un periodo di apertura e di chiusura, no, del vostro... Sì, siamo molto legati al clima, di conseguenza stiamo per iniziare per esempio in questi giorni, a metà di marzo, perché noi siamo... la nostra occupazione principale è la didattica e quindi le scuole. Certo. Le scuole prendono una grossa fetta del nostro lavoro, anche le famiglie logicamente, e si finisce logicamente in autunno, dove quando il clima non dico che non permetta più, ma non consiglia più di fare le attività fluviali. Non consiglia, certo, perché come diceva infatti il tuo collega Francesco, la sicurezza dinanzi a tutto ed è una cosa sicuramente da applauso. Vi ringrazio intanto e io oserei ormai, visto che siamo davvero agli sgoccioli della trasmissione, chiudere tornando il microfono all'assessore al turismo di Valstagna, Giovanna Giacoppo, e per chiudere poi brevemente con il sindaco, con il quale dicevo sono stato praticamente attaccato tutta la trasmissione e mi sono anche goduto i vari commenti, no? legati nello stesso tempo sia alle canzoni, no, signor Sindaco, ma anche a queste leggende. Io direi che Valstagna ha davvero tanto da offrire, ma veramente tanto, oltre a essere una città, un territorio da vedere. Quindi vogliamo invitare le persone pubblicamente a venire, a visitare questo territorio. Possiamo con sicurezza dire venite pure a Valstagna, perché offriamo veramente delle cose eccezionali dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della socialità della gente e quindi anche credo che anche dal punto di vista della ristorazione, perché questa sera abbiamo un esempio che poi assaggeremo, quindi daremo la nostra valutazione finale, ma sono sicuro che tutto è eccellente. Certo, anche perché l'occhio, non solo l'occhio vuole la sua parte, ma anche il palato. Quindi io come sindaco mi sento orgoglioso di rappresentare Valstagna e di invitare tutti a Valstagna. Io sono sempre felice quando vengo da queste parti e particolarmente anche questa sera. Assessore Giacoppo,
Ci dà la data, anche se le ha spifferata Romeo prima, del Palio delle Zattere di quest'anno? Sì, Il 30° anniversario, attenzione. È sempre la penultima domenica di luglio. Si fa sempre? Sempre la penultima domenica di luglio. Si era partiti con l'ultima domenica di luglio, poi per problemi di concomitanza si è passati alla penultima domenica di luglio. Qui a Vastagni in Valle facciamo sempre tante attività, adesso per esempio, per citarne una, perché abbiamo parlato del tabacco, del legname, eccetera, ricordiamo anche che dopo Caporetto qui è stata la prima linea. Sì. Quindi per esempio, per citare una data così a breve, il 1° luglio avremo Ruggero Dalmolin che parlerà di Emilio Lussu, che sicuramente conoscerete, che ha scritto Un anno sull'altipiano. Certo. Poi avremo sempre, comunque ogni venerdì, delle presentazioni di libri o conferenze. Durante l'estate avremo il piacere di ospitare un'altra volta Pino Petruzzelli, e a ottobre poi ci sarà tutta l'estate curata dalla Proloco, che non dimentichiamo che ci dà una buona mano. Le gare di canoa, volevo lasciare la parola al sindaco perché anche è ex canoista, difatti e poi torniamo all'incontro mondiale dei terrazzamenti. Bene, questo infatti è davvero molto importante. Anche il comune di Valstagna avrà il suo sito, immagino, dove c'è tutto un calendario di questi eventi, e noi invitiamo a visitare tutte le persone il sito del comune di Valstagna. Basta, penso, digitare sui motori di ricerca Comune Valstagna ed esce il tutto. So che sotto il Palio delle Zattere c'è anche la musichetta sul sito, perché vi tengo d'occhio. Allora, io passerei ai ringraziamenti. Grazie ancora dunque al signor sindaco di Valstagna, signor Carlo Perli. Grazie a voi di essere stato invitato. Grazie all'assessore al turismo, con il quale ho preso un impegno personale. Faremo una trasmissione dedicata alle anguane e al sanguaneo. Vero, no? Certo che sì, molto volentieri. Ne abbiamo da dire. La signora Giovanna Giacopo, grazie a Cristian Bertoncello dell'associazione Amici del Nostrano del Brenta che abbiamo sentito, grazie a Romeo Lazzarotto dell'associazione internazionale Zattieri del Brenta, grazie agli amici di Ivan Team, gestori anche delle grotte di Oliero, Giuseppe Bizzotto e Francesco Mocellin. Allora, a questo punto dovrebbe anche esserci stato Andrea, che è il titolare del pizzeria-ristorante Al Mondo di Valstagna in via Garibaldi, ma è arrivata una corriera che, vedendo la trasmissione, si è fiondata qui e ha detto: vogliamo assaggiare i piatti che avete presentato ad inizio trasmissione. Posso dire che potrei fare, e lo faccio volentieri, le veci di Andrea. Adesso infatti diamo l'assalto ai piatti, non prima però di aver presentato l'ultima canzone con la quale noi chiudiamo la trasmissione insieme al duo, il duo di Bassano, Gli Amici Amabile e Lorenzo, che per l'occasione questa sera presenteremo con Timida Serenata, canzone del Festival di Sanremo del 58, dicevo, e per l'occasione questa sera, invece che duo di Bassano, per l'ultima canzone, visto che abbiamo parlato... No, fate sempre la stessa canzone, solamente che presentarvi come duo di Bassano vi presenteremo come l'Anguana e il Sanguaneo. Questa è una sorpresa che vi avevo riservato. Prego caro, te sai che te voglio bene. Allora vi do i microfoni. Grazie. Un ringraziamento agli amici che ci hanno seguito e diamo appuntamento alla prossima trasmissione di Ciaco ed una volta di corsa, perché è arrivato Andrea. Dove che ti eri andato a finire qua? A fare le pizze, giustamente. Ho detto che sono arrivate tante persone. Allora, qua è tutto pronto per mangiare, tutto pronto per mangiare, quindi anche se si è fatto un po' di attesa, va bene uguale. Invitiamo gli amici ad assaggiare queste pizze, questi piatti, in particolar modo il baccalà alla Vastagnotta, a Vicentino io conosco nel mondo, a Vastagnotta devono conoscere il baccalà alla Vastagnotta. Grazie di averci ospitato e vi invitiamo tutti quanti. Grazie. Ciao. Grazie a voi. Allora direi, Gigi, che dimmi, caro Sanguaneo, questa canzone Timida Serenata, sì? A chi la dedichiamo? La dedichiamo a tutti gli innamorati. Certo. Perché a guardare le stelle, certo, la canzone lo dice in se stesso. Adesso la cantiamo e poi... io sono innamorato dell'amabile, cosa posso fare? Allora ti può dare anche un bacio. Posso dare un bacio in diretta all'amabile? Ma basta, se no che ne approfitto. Sì, appunto. Ci sentiamo la prossima volta, ci vediamo, ciao amici, e tutte queste canzoni ricordate che le potete ascoltare anche a Radio Allegria.
sette le note della mia chitarra. Sette le notti che il mondo fa in fiore, ascolto tra i fiori il canto del mio cuore. Timida la serenata, timida come il mio cuore, ti vorrebbe dire qualcosa ma non osa, timida come un bel fiore, mi vorrebbe dire qualcosa ma non osa ancora. Coraggio amore mio, dischiudi il tuo balcone che avrò coraggio anch'io. Sento per te, quel che sento per te, quel che sento, ma timida è la serenata, timida come il mio cuore, ti vorrebbe dire qualcosa, ma non osa ancora. Canta tra i rami dolce usignolo, segue le note della mia chitarra. Timidamente gorgheggia da solo, cantando alla luna, si inebria come me. Timida come un bel fiore, mi vorrebbe dire qualcosa, ma non osa ancora. Coraggio amore mio, dischiudi il tuo balcone che avrò coraggio anch'io. E ti dirò quel che sento per te, quel che sento per te, quel che sento, ma timida è la serenata, timida come il mio cuore, ti vorrebbe dire qualcosa, ma non osa ancora, ma non osa ancora. Ma perché, dolce amore, non osi ancora? Radio Allegria, la web radio della musica da ballo. Ascoltaci collegandoti a radioallegria.it. Radio Allegria, la musica più bella che ci sia. Son capo di grano che dirvi non so, un di Paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillar e lì si ingannò. La papera e il papero chiese papà, papari papaveri come si fa? Non puoi tu papari papaveri, disse papà. E aggiunse poi beccando l'insalata: che cosa ci vuoi far, così è la vita. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare?
Azienda Agricola Lago, una garanzia certificata da una lunga tradizione centenaria che opera solo in Veneto. Uova freschissime, raccolte nel nostro allevamento interno, selezionate e imballate solo dopo aver superato severi controlli con tecniche all'avanguardia, per garantirti un prodotto sempre sano, genuino, a chilometro zero. Grazie alla nostra filiera corta e al personale qualificato, siamo altamente competitivi. L'alta qualità delle nostre uova è inconfondibile, si riconosce subito. Contattaci o facci visita presso il nostro spazio aziendale in via Pani 17 a Laghi di Cittadella. Uova Lago, sono freschezza veneta.